Da Zagabria, dove ha incontrato i suoi omologhi di Croazia e Slovenia per il trilaterale dell'Alto Adriatico, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha commentato le immagini di Bucha. Sentiamolo. Le immagini delle atrocità di Bucha ci hanno lasciato sgomenti. I responsabili dovranno rendere conto di quanto accaduto. L'Italia ribadisce ancora una volta la ferma condanna per l'inaccettabile e ingiustificabile aggressione russa ai danni dell'Ucraina. Il nostro convinto sostegno a Kiev si è tradotto nella piena applicazione dei regimi sanzionatori nei confronti di Mosca e nell'adozione di misure di assistenza finanziaria, militare e umanitaria. In Ungheria il premier uscente Viktor